Eder. Mech. Pallister. Il fascicolo su Liliana Resinovic si arricchisce di un tassello tecnico che può diventare decisivo. La Procura di Trieste ha appena conferito l'incarico a un consulente, individuato nel perito Chemello, per svolgere gli accertamenti sullo smartphone che in passato è appartenuto a Sebastiano Visintin e che lui, nel novembre 2022, avrebbe regalato a una conoscente indicata come YouTuber. L'incarico è stato formalizzato ad Asolo, in provincia di Treviso, e prevede un mandato molto preciso: verificare se il dispositivo sia stato riportato alle condizioni di fabbrica e soprattutto quando sia avvenuto l'eventuale reset. Un punto che, per chi indaga, vale come marcatore temporale da incrociare con altre condotte e con la cronologia degli eventi. Le operazioni pratiche inizieranno il 17 ottobre e si svolgeranno con la formula degli accertamenti tecnici non ripetibili, così da garantire il contraddittorio. Le parti potranno nominare propri ausiliari, assistere alle manovre, formulare osservazioni e chiedere approfondimenti su ciò che viene effettivamente estratto dal telefono. Il contesto investigativo in cui si inserisce questa mossa è nitido. Il telefono, che le ricostruzioni giornalistiche descrivono come un Samsung di proprietà di Visintin, è stato sequestrato il 21 settembre 2023 e da allora è rimasto nella disponibilità dell'autorità giudiziaria in attesa di un percorso peritale strutturato. Nel frattempo il tema è esploso anche nel dibattito televisivo e sulla stampa. Da un lato la Procura ha disposto la perizia con l'indicazione del perito e il calendario delle attività, dall'altro sono emerse contestazioni difensive e dubbi mediatici, inclusa la tesi dell'identico, ma diverso, riferita ai codici IMEI. Un'affermazione che andrà pesata sui dati oggettivi, perché su un apparato Android le tracce di filiera, identificativi hardware, seriali, primi avviamenti, attivazioni di account, cambi SIM, log dei servizi Google, negoziazioni con celle e reti Wi-Fi, disegnano una mappa storica difficilmente alterabile in modo coerente senza lasciare scie forensi. Cosa ci si può attendere realisticamente da una perizia di questo tipo? Prima di tutto un'acquisizione a freddo, nelle forme consentite. Se il dispositivo dovesse risultare bloccato o cifrato, il consulente valuterà tecniche di estrazione logica o fisica compatibili con il modello e con lo stato del bootloader. Su alcuni Samsung possono entrare in gioco tracce nelle partizioni di servizio e nei log di sistema, oltre a residui in aree non direttamente esposte all'utente. Quindi un inventario di sistema con particolare attenzione alla timeline degli eventi strutturali. Data e ora dei reset, eventuali factory reset protection, primi avvii post reset, aggiornamenti OTA, relogin di account Google o Samsung, attivazione dei servizi, associazioni a reti note e dispositivi Bluetooth. Infine la ricerca di artefatti pre-reset recuperabili, come miniature in cache, indici di database non completamente sovrascritti, metadati in pacchetti di aggiornamento, record di telemetria o diagnostica. In parallelo, la verifica puntuale degli IMEI e dei seriali consentirà di stabilire la corrispondenza tra l'apparato fisico in sequestro e quello atteso dagli inquirenti, chiudendo, in un senso o nell'altro, il fronte del telefono fantasma. Sul piano cronologico, le date ora in campo permettono un allineamento chiaro. Nel novembre 2022 il passaggio di mano del telefono. Il 21 settembre 2023 il sequestro. Il 17 settembre 2025 la decisione formale sugli accertamenti tecnici non ripetibili. Il 29 settembre il conferimento dell'incarico al perito con indicazione nei giorni successivi dell'avvio operativo il 17 ottobre. In mezzo si colloca la figura della PM Ilaria Iozzi, titolare di diverse iniziative istruttorie nell'ultimo anno sul caso, e la voce pubblica della destinataria del telefono che ha raccontato per sommi capi le circostanze della consegna e alcune incertezze del donante. Elementi che, presi da soli, non hanno valore probatorio, ma che diventano utili coordinate quando possono essere verificati o smentiti alla luce dei dati crudi di sistema. Il punto di impatto probatorio a questo giro non è tanto se c'è stato un reset, quanto quando e con quali conseguenze. Un ripristino in prossimità di passaggi sensibili, per esempio prima di una cessione o contestuale a un cambio SIM, può essere del tutto innocuo se coerente con la storia d'uso del telefono e con spiegazioni verificabili. Al contrario, un reset seguito da condotte che puntano a conservare l'apparenza di normalità
ma che tradiscono discrepanze nei log, riattivazioni anomale, orari incoerenti, microtracce di vecchi account. Potrebbe aprire un capitolo probatorio molto più spigoloso. Per questo il mandato che prevede sia la verifica dello stato di fabbrica sia l'estrazione di dati pre-reset è la chiave. Solo mettendo in fila gli orologi interni del dispositivo, gli identificativi e la telemetria, si potrà dire se quel telefono è davvero identico a quello atteso oppure diverso solo nelle suggestioni. In sintesi, la perizia del 17 ottobre è il primo banco di prova concreto per fare chiarezza su un oggetto fin qui raccontato più che dimostrato. Se i codici torneranno, se la timeline sarà lineare e se la cessione del 2022 troverà riscontro oggettivo nei dati, questo fronte tenderà a sgonfiarsi. Se invece emergeranno lacune, ritardi di registrazione, riattivazioni sospette o corrispondenze difettose, il telefono passerà da reperto laterale a vero baricentro dell'inchiesta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.